l'Italia dei Valori nega con convinzione e determinazione la fiducia alla vostra azione politica. La nega per ragioni di merito e di metodo. Ed innanzitutto intendo denunciare qui il ricorso ossessivo ed abusivo che questo Governo in questo anno ha fatto di questo istituto, riducendo al lumicino la democrazia nel nostro Paese. Sono quasi 50 volte che voi chiedete la fiducia e lo chiedete ad un Parlamento che a parole avete una maggioranza bulgara, perché la sinistra e la destra e il centro, ad eccezione dell'Italia dei Valori e della Lega e di qualche altra persona, tutti a parole dicono che sono dalla parte vostra. Mi spiegate per quale ragione allora ci chiedete la fiducia e non vi confrontate col merito dei provvedimenti? Questa è una violazione della Costituzione, perché voi impedite il dibattito parlamentare, perché voi impedite ai parlamentari di poter votare il merito del provvedimento, imponendo loro con la fiducia le vostre decisioni. E poi nel merito noi contestiamo non solo questo provvedimento, ma l'insieme dei provvedimenti che avete preso in quest'anno, perché voi state raccontando una favola al Paese, state dicendo che va tutto bene, mentre fuori da quest'Aula ci sono persone disperate che stanno manifestando tutti i giorni, ci sono persone disperate che stanno compiendo gesti di disperazione anche in modo violento e che noi dobbiamo evitare dando una risposta positiva. Noi contestiamo il merito di questo provvedimento, perché voi pensate a comprare 120, 130 aerei da combattimento e lasciate gli esodati, la scuola pubblica, la sanità pubblica senza poter sopravvivere. Voi state facendo una politica per far quadrare i conti, ma ve ne fregate di chi deve pagare il conto, anzi lo fate pagare ai più onesti e ai più deboli. Questa è la ragione principale per cui noi dell'Italia dei Valori vi neghiamo la fiducia. Noi riteniamo che in questo momento voi state ancora bluffando anche con questo provvedimento, perché questo provvedimento non ha copertura reale. Avete truccato i conti anche falsificando i dati sul piano matematico e la Corte Costituzionale dovrà intervenire su di esso. Voi state cercando di creare una illusione ottica ancora una volta per cercare di far capire al Paese che si deve fidare di voi. Noi riteniamo che il Paese debba essere informato, specie quando qui in Parlamento si sta realizzando una maggioranza che vi appoggia, che poi fuori da qui dice che quel che state facendo non va più bene. Tanto è vero che nella maggior parte dei casi assistiamo a realtà che a destra e a sinistra dicono che devono andare oltre quel che state facendo, perché non condividono quel che state facendo, perché quel che state facendo non fa gli interessi del Paese. Ma allora questa fiducia che vi viene data a fare? Vi viene data appunto perché c'è l'importanza di mantenere la poltrona, perché c'è l'importanza di rappresentare una realtà che non esiste. Noi vi neghiamo la fiducia, ma non solo. Siccome siamo una forza politica propositiva e non vogliamo farci soltanto scudo della opposizione, vi abbiamo proposto e vi abbiamo consegnato una controproposta di legge di stabilità. Perché non ci avete risposto nel merito? Noi a soluzione finale invariata abbiamo individuato dove trovare le maggiori entrate, dove ridurre le spese e anzi vi facciamo presente che nonostante voi noi riusciremo a trovare anche maggiore equità sociale, che è ciò che noi vi contestiamo in quest'anno di governo. Voi quest'anno di governo avete creato una maggiore divaricazione sociale, più soggetti che stanno male e pochi che stanno bene. Voi invece di far pagare la Tobin tax in maniera maggiore ai grandi patrimoni, alle speculazioni finanziarie, alle transazioni finanziarie, avete fatto pagare l'IMU anche ai disperati che stanno nell'ospizio perché nella loro casa non ci possono stare più, perché non possono più permettersi neanche di avere il badante. Questa è equità sociale. Stabilità è una parola che vuol dire tutto e vuol dire niente. La situazione è stabile quando il Paese è stabile, non quando i conti sono stabili. Anche al cimitero è tutto stabile, non si muore niente, non muore nessuno.
Noi, per questa ragione, abbiamo indetto un grappolo di referendum, perché non ci fidiamo di voi, non ci fidiamo di chi in questo Parlamento, invece di prendere le distanze da un governo così iniquo, che fa provvedimenti così disuguali, viene qui e si nasconde dietro l'obbligato voto di fiducia perché non ha il coraggio di votare il merito dei vostri provvedimenti. 4 referendum, 2 a favore del diritto dei lavoratori di poter essere riassunti se illegittimamente licenziati o di poter avere un minimo sindacale per non ritornare al periodo medievale, quel periodo in cui cioè bisognava accettare il tozzo di pane pur di campare. E 2 contro la casta, perché noi ricordiamo il Padre Nostro e il Padre Nostro all'ultima parte ci dice che per evitare di tentare in tentazione il Signore deve liberarci dal male. E allora noi stiamo raccogliendo le firme per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti, perché noi stiamo raccogliendo le firme per eliminare l'indennità parlamentare e vogliamo eliminare anche le indennità da parte dei consigli regionali. Noi facciamo opposizione nel merito, signori del Governo, non facciamo opposizione per finta fuori da qui, manifestando con gli operai e dentro qui votando le vostre leggi inique. Noi riteniamo che sia necessario quindi che al più presto si possa passare da un governo tecnico, che tecnico non è, a un governo politico che abbia una visione politica e come impegno politico l'alternatività alle vostre proposte di governo. E noi ci auguriamo con umiltà e con determinazione che la politica possa ritrovare il coraggio di mettersi insieme sul programma, non sulla logica delle convenienze, che possa innanzitutto fare una legge elettorale che permetta ai cittadini il giorno che si va a votare di sapere chi vanno a votare, per che cosa vanno a votare e con chi si alleeranno quelli che vanno a votare. Perché noi abbiamo raccolto 1.200.000 firme per fare una legge che permettesse ciò e ancora oggi si stanno facendo giochetti soltanto per assicurare la propria candidatura, per rassicurare che le forze politiche che non sono rispettose dello status quo dell'establishment devono essere messe fuori dal Parlamento. Noi non ci vogliamo limitare alla protesta, noi umilmente e responsabilmente ci proponiamo per un'alternativa di governo e vogliamo dialogare con coloro che con grande responsabilità anch'essi vogliono partecipare a questa alternativa di governo. Un'alternativa di governo però che deve mettere al primo posto un programma che cancelli ciò che avete fatto ora di iniquo, a cominciare dall'articolo 18. Io voglio sapere se alle prossime elezioni chi va al governo rispetterà il voto e la firma di quel 1.000.000 di cittadini le cui firme stiamo raccogliendo per il referendum abrogativo di questo articolo, o se vorranno ancora esaltare questo modo di fare attività imprenditoriale. Noi vogliamo saperlo e noi vogliamo dare forza, partecipando direttamente attraverso questo momento importante di democrazia che sono le primarie, affinché possa vincere un'idea di governo più solidale, più equo, più vicino ai cittadini, più vicino allo Stato sociale che più soffre ed è più debole. È per questa ragione che noi partecipiamo a queste primarie, signori del Governo, per cambiare non semplicemente i numeri, ma per cambiare la vostra politica. E ci auguriamo che all'interno del popolo democratico, del popolo riformista, ci sia uno scatto di orgoglio verso quella che imponga ai partiti di costituire una coalizione che abbia l'umiltà e il coraggio di pensare a queste persone e non al sistema bancario, e non ai grandi commì internazionali, e non al sistema delle lobby, e non a quel sistema di iniquità che voi avete creato. Per questa ragione, e concludo, noi vi neghiamo la fiducia e non solo, raccogliamo le firme per referendum per modificare le leggi che qui non avete il coraggio di modificare e ci impegniamo a partecipare insieme a quelle persone e quei movimenti e quei partiti che anche grazie alle primarie, grazie a Dio, hanno un'idea diversa di quello che voi avete ora.